Gli investigatori della squadra mobile di Palermo hanno interrogato a lungo un barbone di 50 anni nell'ambito delle indagini sull'uccisione di Antonietta Giarrusso, 65enne, massacrata a coltellate sabato scorso a Palermo all'interno del suo negozio di parrucchie in via Dante, in pieno centro. Il cadavere della donna è stato trovato nel retrobottega con un paio di forbici conficcate in gola. Il clochard, che soffrirebbe di disturbi psichici, sarebbe stato visto sabato mattina da alcuni testimoni aggirarsi nella zona in stato di alterazione. Al termine di una serie di accertamenti non è stato adottato alcun provvedimento di fermo nei suoi confronti, ma solo il trattamento sanitario obbligatorio presso un reparto psichiatrico. Gli investigatori non escludono al momento alcuna pista, sia quella di un tentativo di rapina finito nel sangue, anche se nella cassa del negozio sono stati trovati 1.000 euro, sia il movente privato legato ad una vendetta personale. L'assassino, subito dopo il delitto, ha portato con sé il manico del coltello col quale ha sferrato 27 fendenti sul corpo della donna ed ha chiuso a chiave il negozio.